fortunatamente abbiamo dato seguito a quelle che erano state le nostre proposte estive, nel senso di creare il radicamento sul territorio. Abbiamo creato il gruppo consigliare a Villafranca. A Isola eravamo già radicati e dopo Sona c'è anche la sezione di Bussolengo che si vede organizzare con un direttivo di 8 persone, c'è un coordinatore, un vice coordinatore, un segretario, quindi ci stiamo organizzando per dar seguito al fatto che però domani guarda con grande attenzione a tutti i territori, quindi non solo al comune di Verona ma a tutti i comuni della provincia. Ci teniamo a dare risposta alle istanze che vengono dai cittadini senza guardare se sono di destra o di sinistra. Poi come associazione sosterremo i nostri candidati qualora ci siano appunto elezioni regionali o parlamentari, per cercare di avere un rappresentante tra di noi, ma questo chiaramente è inevitabile perché nelle grandi istanze non ci sono le civiche purtroppo. Penso che abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Ricordo che avevamo candidato come indipendente nelle liste del centrodestra alle provinciali il sindaco, quindi noi abbiamo grande attenzione ai territori, soprattutto Bussolengo che è nato sull'esperienza della civicità, riunendo gruppi di centrodestra con gruppi addirittura di centrosinistra. Come dice Matteo, abbiamo sviluppato un gruppo che già lavorava da anni, alcuni sono aggiunti recentemente, un gruppo che è composto da 3 consiglieri, 2 assessori, comunque e altre figure che orbitano da tempo intorno alla politica e all'amministrazione locale. È un gruppo molto valido, un gruppo che si sta perfezionando sempre di più col tempo e che cercherà di migliorare anche con un costante confronto con la realtà veronese e dei comuni limitrofi, tra cui specialmente Sona e Pescantina.